Ieri sera alla finale regionale di Miss Friuli Venezia Giulia gli occhi non erano puntati solo sulle concorrenti. L'attesa e la curiosità erano anche per il presidente di giuria, Daniele Molmenti, fresco campione olimpico nel kayak. Un ruolo, quello di giurato in un concorso di bellezza, assolutamente inedito per il campione pordenonese. Mi hanno chiamato ieri per questo ruolo che per me insomma, è la prima volta e non è stato per niente facile. Comunque mi rende abbastanza orgoglioso poter scegliere la nostra friulana che poi andrà al coso nazionale, quindi insomma buona fortuna ragazze. Miss a parte, la voglia di raccontare la propria impresa in quella storica giornata londinese è ancora tanta ed è il racconto che molti degli spettatori di Lignano, come tanti altri sportivi italiani, vogliono ascoltare. L'Olimpiade è stata un'esperienza bellissima, dopo 4 anni insomma, di sofferenze sono riuscito a portare a casa questo oro che sicuramente ho condiviso con tutti gli italiani che mi hanno scritto, insomma, che hanno fatto il tifo per me. È una vittoria mia della Forestale perché Pierpaolo Ferrazzi mi ha seguito dopo la sconfitta di Pechino, quindi sicuramente devo condividere con lui il suo lavoro, poi lui forte dell'esperienza di 2 medaglie olimpiche ero sicuramente in buone mani.